Un cordiale saluto a tutti e bentornati in un nuovo video. Vi invitiamo a iscrivervi al canale per non perdere i prossimi contenuti. Come notiamo dalla grafica, l'anticiclone protagonista ha portato qualche nebbia, foschia, ma temperature che nel corso dei prossimi giorni fino a sabato toccheranno anche i 20 gradi su gran parte della pianura, dove in queste giornate abbiamo avuto spesso delle strade ghiacciate, spesso temperature gelide al primo mattino, ma si alzeranno le temperature in questi giorni che rimarranno sopra la media, soprattutto durante il giorno a causa di venti di tifone. Poi, come vedete dalla grafica, nella giornata di domenica arriverà un nucleo che scalfirà l'anticiclone e proverà a raggiungere il nord Italia, portando temperature nuovamente sotto la media a partire da domenica pomeriggio, portando valori nuovamente invernali, con il caldo anomalo che si smorza come vedete da queste immagini e il mini nucleo che riuscirà a transitare sul nord portando qualche precipitazione, soprattutto sul Triveneto nella serata di domenica e poi anche sull'estremo nord-ovest con qualche fioccata. Poi nel corso dei giorni successivi è prevista una rimonta anticiclonica nel corso della prossima settimana, seppur con correnti fredde che riusciranno a portare un po' di freddo, con temperature nuovamente sotto la media soprattutto sul centro-sud Italia e sul versante adriatico, dove avremo valori decisamente più freddi. Infatti da questa grafica del modello europeo viene confermato come il gelo russo rimarrà solo sui Balcani, sulla Grecia, e il freddo invece sull'Italia dalle caratteristiche invernali, mentre il modello americano esagerava con questa grafica nel proporre un gelo russo, aria gelida continentale fin verso l'Europa per portare nevicati fino a bassa quota. Per l'evoluzione della prossima settimana ancora tante incertezze, ma vedremo l'evolversi della situazione. Rimanete come sempre aggiornati iscrivendovi al canale.